Fermarsi al Piave dopo 150 chilometri di corsa è il minimo, i tedeschi sono esausti. Hanno lasciato indietro tutta la loro artiglieria, prima di portarla avanti ce ne vuole, gli aeroporti, i magazzini, le linee ferroviarie, tutto indietro. E le truppe sono stravolte, esauste, non ce la fanno più. Arrivati al Piave e al Grappa, in quel novembre del 17, ci provano ancora, ci sperano anche. E invece lì non passano. Quel che resta dell'esercito italiano tiene duro. Ed è la prima sensazione all'improvviso in Italia che forse dopo tutto, ecco, non tutto è perduto. L'esercito, nonostante le botte che ha preso, c'è ancora e combatte ancora. Anzi, a dirla tutta, combatte meglio di prima. Perché quel che resta dell'esercito adesso sta combattendo in Italia. Ed è più facile spiegare ai soldati perché si combatte.